Depurazione atto terzo, quarto o quinto. Onestamente abbiamo perso il conto, perché negli anni sono stati messi in circuito tantissimi soldini per risolvere il problema, senza però mai riuscirci, se è vero come è vero che ogni anno lo scenario, così come le proteste, è sempre lo stesso. Adesso ci sono 11 milioni in palio per i comuni della costa tirrenica cosentina, risorse pronte da spendere per intervenire e risolvere il deficit depurativo in quest'area della Calabria. Allora, i soldi ci sono, ma l'accordo tra i comuni no. Il guaio è che ognuno dei municipi interessati dal finanziamento hanno presentato liste lunghissime di lavori urgenti da fare, con l'inevitabile gara tra chi ha più urgenti necessità. Ora, se il clima continuerà ad essere quello della gara tra i comuni, il risultato sarà di allungare i tempi per la distribuzione delle risorse, che significa lo status quo della situazione. La litigiosità è alta tra gli amministratori delle città del Tirreno cosentino. Non è questa la novità, ma ciò non può impedire che si lavori per risolvere il problema depurazione, che è atavico e penalizzante per l'intero comparto turistico della regione. La chiosa non può che essere questa: prevarrà il buonsenso o il campanile?